Buonasera e grazie di questo applauso di incoraggiamento. Buonasera, benvenuti a questa serata a Capriva, questa serata che è una serata particolare. Normalmente Canta in Coro fa parte, che alla sua settima edizione fa parte del ciclo Capriva Castelli e Canzoni che dura ormai da 12 anni e ospita dei cori giovanili. Questa sera invece è inserito all'interno di un progetto particolare che è alla scoperta del nostro territorio, che a sua volta è associato alla celebrazione del 31esimo anniversario del gemellaggio tra Capriva del Friuli e Treffen, e quindi vi pregherei di rinnovare l'applauso agli ospiti e ai nostri amici di Treffen. Guten Abend an unsere Gäste. Eigentlich ist es heute etwas ganz Besonderes, weil normalerweise wäre diese nur einfach ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Chöre, jugendliche Chöre eigentlich vom Friaul Jülich Venetien. Aber diesen Abend haben wir was anderes, etwas ganz Besonderes. Das heißt, wir haben unsere Freunde aus Treffen hier und wir haben auch ein Projekt, das von dem Weltschatz von UNESCO, Collio Börda. Naturalmente grazie a Fiorenza che è tutto il giorno che sta facendo questo, si sta portando avanti questo compito improbo e ingrato forse, no, ma no, è un bel compito perché credo sia piacevole riuscire a trasportare da una lingua all'altra quelle che sono le sensazioni, quelle che sono le comunicazioni, e anche grazie alle persone come lei che questo gemellaggio va avanti da tanti anni. Noi questa sera questo applauso naturalmente vada a tutte coloro, perché sono quasi sempre donne, diciamo, quindi a tutte coloro che in questi anni hanno fatto da interpreti, sia qui a Capriva che a Treffen. Magari se vuoi solo dirlo rapidamente per gli ospiti. Ja, ganz kurz. Der vorige Bürgermeister Roversi sagt, dass er freut sich, dass ihm in diesen Jahren von Partnerschaft verschiedene Frauen haben geholfen, die Verhandlungen zwischen den beiden Gemeinden weiter zu entwickeln. Es handelt sich um Dolmetscherinnen sowie die Frau Altieri, Frau Professorin Altieri, die Alexandra aus Treffen, auch habe ich mitgearbeitet. Und die Fiorenza? Ja, ich habe. È una serata di cori e gli amici di Treffen hanno voluto regalarci un inizio fatto dal loro coro, che è il Gemister Chor Gegental, diretto dalla maestra Claudia Schwandler. Ecco, io non vorrei dire, ma sono 31 anni che siamo gemellati con voi, ma un po' più di vocali nella vostra lingua non le potete mettere? Es ist seit 31 Jahren, dass wir eine Partnerschaft haben. Das Problem ist für uns eigentlich die Sprache. Wir haben Schwierigkeiten mit den Nachnamen eigentlich, normalerweise. Er entschuldigt sich dafür, aber es ist nicht so. Allora, questo coro è nato nell'87, quindi quest'anno festeggia i suoi 30 anni di attività, è composto da circa 25 coristi, provengono dall'interitorio del Gegental, quindi Treffen e arriva fino a Villaco, e è stato condotto dal maestro Johann Eichholzer e appunto adesso è diretto dalla maestra Claudia Schwandler. Il repertorio comprende un'ampia selezione di lied e canzoni popolari carenziane, oltre che messe, brani gospel, fino a canzoni di successo e musica pop. Quindi vediamo quale programma ci hanno preparato questa sera. Io li accoglierei con un grande applauso, il Gemister Chor Gegental.